Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Calcio Espresso e benvenuti al primo episodio del nuovo format targato Calcio Espresso, dove noi, insieme a voi, cercheremo di scovare le giovani promesse che un giorno diventeranno fuori classe nello sport che amiamo e nello sport più bello del mondo. Benvenuti quindi a Destinazione Futuro. Allora ragazzi, mentre in Italia ci lamentiamo che le giovani promesse non trovano mai spazio, c'è una società in Europa che addirittura le acquista ancora prima che loro possano esordire nelle prime squadre. Stiamo parlando, e quindi per il nostro primo episodio vi volevamo portare il caso di Luca Reggiani, che tra l'altro pochi giorni fa ha esordito in Champions League. Allora ragazzi, Luca Reggiani lascia la primavera del Sassuolo a 16 anni. Vola direzione Dortmund e, come vi ho appena detto, il 17 febbraio fa il suo esordio in Champions League contro l'Atalanta. E oggi noi analizziamo il perché Luca Reggiani è il prototipo del difensore moderno e perché il calcio italiano dovrebbe mangiarsi le mani per averlo lasciato partire così presto. Luca Reggiani chi è, direte voi? Parliamo di un difensore che sfiora 1,95 m di altezza. È un giocatore imponente, ma non fatevi ingannare dalla sua stazza, perché non è il classico difensore statico vecchia scuola, ma anzi ha una mobilità sorprendente e una capacità di lettura del gioco che solitamente si acquisisce sui 25-26 anni. Addirittura nel vivaio del Sassuolo dicono di lui che era l'incubo delle difese avversarie. Volete sapere il perché? Perché Luca Reggiani ha anche il vizio del gol. Infatti in una sola stagione nelle giovanili ne ha segnati 10. 10 da difensore centrale, ragazzi, è tantissima roba. In pratica è un fattore dominante sui calci piazzati, sia in area di rigore avversaria e sia nella propria area di rigore. Niko Kovac addirittura dice di lui che Luca non ha paura della pressione, se un attaccante lo pressa, lui resta lucido, cerca l'imbucata o il cambio gioco. E in fase difensiva tutti i giocatori e tutti i difensori bravi con i piedi a volte hanno delle lacune difensive. Prendete per esempio il Bonucci della Juve, no? Che con i piedi giocava benissimo ma difensivamente lasciava un po' desiderare. Invece Kovac dice di Luca Reggiani che è un difensore estremamente corretto ma duro, sa usare il corpo, sa quando scivolare e quando restare in piedi. Infatti ragazzi, nonostante l'ammonizione che ha preso più o meno a metà primo tempo, se non sbaglio era il 18-19 minuto del primo tempo contro l'Atalanta, ha giocato il resto della partita con una calma olimpica, portando a casa una grandissima prestazione. E qui ragazzi arriviamo al tasto dolente per noi. Infatti Luca Reggiani è anche un pilastro della nazionale giovanile italiana. Si è fatto tutta la trafila dall'Under 15 fino ad arrivare ad oggi nel mirino nell'Under 19, ma soprattutto ha giocato da titolare e da capitano un mondiale con la nazionale italiana Under 17, e questo vi fa capire anche la personalità che ha questo ragazzo, che è un qualcosa di incredibile. Al Dortmund quindi ragazzi hanno capito che se tu metti i giovani italiani nelle migliori condizioni per poter fare bene, questi esplodono, perché infatti oltre a Luca Reggiani c'è anche Filippo Mané nelle file del Borussia Dortmund, del quale parleremo nei prossimi episodi. In conclusione ragazzi, Luca Reggiani non è solo una promessa, ma ormai è diventato realtà e sta sbocciando sotto i nostri occhi, sotto gli occhi del muro giallo e soprattutto sotto gli occhi dei tifosi del Borussia Dortmund. A fisico, a piede, ma soprattutto alla testa. Quindi per quanto mi riguarda diventerà sicuramente un fenomeno dei prossimi anni nel mondo del calcio. Ma ora voglio sapere la vostra. Secondo voi abbiamo fatto male a lasciarlo andare così presto o è stato un bene per lui, visto che comunque all'estero
danno la possibilità ai ragazzi di giocare subito, quindi di avere esperienza, di accumulare esperienza anche a livelli importanti, perché ripeto, Luca Reggiani ha già fatto anche il suo esordio in Champions League, mentre per esempio Vergara nel Napoli ha fatto il suo esordio sia in campionato che in Champions League per colpa di tanti infortuni che ha avuto il Napoli, no? Io spero tanto che Luca continui su questa strada e che diventi poi un pilastro soprattutto della nazionale italiana, perché ne abbiamo molto bisogno. Per me quindi, ragazzi, come vi dicevo, è sicuramente un futuro fuori classe. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo ovviamente nei commenti, dateci qualche altro nome da studiare e ovviamente poi da commentare insieme. E soprattutto, se vi è piaciuto questo format, mettete un like e commentate, e se non l'avete ancora fatto, seguiteci sui nostri canali. Noi ci vediamo venerdì con la live alle ore 18. Io vi saluto, grazie per essere stati in mia compagnia e alla prossima. Ciao ragazzi.